Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview e l'immediata vigilia della partita del Catania con il Picerno. Domani a quest'ora le squadre saranno già in campo. Il Catania che ha raggiunto Napoli nella tarda mattinata di oggi e poi si sta spostando adesso verso Picerno con l'allenamento nella prima mattinata di oggi. Parleremo ovviamente di tutti gli argomenti della settimana e lo faccio subito con la squadra vincente, il cui capitano è Carlo Breve. Ciao Carlo. Sono passato di grado. Buon pomeriggio beh. Marco, buon pomeriggio a tutti. Capitano in campo e capitano qui al tavolo, degnissimo vice, il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. Presidentessa invece del gruppo, la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio a voi. Io vi ricordo che potete interagire con noi scrivendo al 342 77 12 855. E questo è il nostro numero a cui potete fare riferimento per tutti i vostri messaggi. Io ritorno da Anna, così come sempre facciamo il quadro completo di tutto quello che ci attende nella prossima giornata, perché c'è anche un big match. Vi presento la 16ª giornata di campionato che inizia domani alle 14:30 con Casertana Cavese e Picerno Catania, alle 17:30 Altamura Sorrento e Crotone Giuliano. Domenica 30 novembre alle 14:30 Atalanta Under 23 Siracusa e Trapani Monopoli, alle 17:30 Foggia Cosenza e alle 20:30 Latina Cerignola e Potenza Casarano. Si chiude la 16ª giornata lunedì 1 dicembre alle 20:30 con Benevento Salernitana. Passiamo alla classifica, finalmente di nuovo in testa con 31 punti Catania Salernitana. Con 29 punti segue Benevento e Cosenza, Casarano 24, Casertana, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani, Potenza 20, Cerignola 19, Atalanta Under 23 18, Cavese 17, Altamura 16, Giuliano 15, Latina 14, Sorrento, Siracusa, Picerno 13 e chiude la classifica il Foggia con 11 punti. Grazie Anna, sarà stato contento il telespettatore che l'altra volta ti diceva lo faccio per Anna, mettetemi il Catania in testa alla classifica, così col sorriso di Anna lo leggiamo ancora meglio. Carlo, c'è questa partita importantissima, no? Questo big match che sarà lunedì, Toscano non ne vuole sentire parlare, ha detto io mi devo concentrare sulla partita del Catania, ma è indubbiamente uno snodo importante questa giornata. Sì. Direi che sono tutte le partite veramente importanti, tutte le giornate sono importanti, possono darti qualcosa o toglierla. Sicuramente il Catania, andando a vincere a Picerno, avrebbe la possibilità un attimino di allungare, di rimanere da solo in classifica, che porterebbe sicuramente un'ondata di entusiasmo importante. Bisogna stare però con i piedi molto per terra, perché sarà una trasferta, ritengo, veramente difficile. E vedremo che cosa succederà domani allo stadio di Picerno. Intanto facciamo un passo indietro perché è stata una settimana caratterizzata di sicuro da quello che è successo nella partita di domenica, con il fallo che tanti tifosi del Catania hanno definito killer di Porro su Cicerelli, che ha portato a un gravissimo infortunio. L'intervento poi del vicepresidente del Catania Grella, che ha ricordato l'ottimo gruppo costruito durante l'estate, la possibilità tramite questo gruppo di far fronte alle necessità, e poi l'intervento di Toscano, che ha parlato così, lo sentiamo in conferenza stampa, di quello che è successo sia nella partita con il Latina e sia delle dichiarazioni che ne sono seguite. Sentiamo. Se ne è parlato tanto questa settimana di questo episodio e noi dobbiamo concentrarci sulla partita di sabato, che ci aspetta un'altra partita impegnativa. Detto ciò, è stata una situazione spiacevole, poi analizzando tutti gli aspetti non so se qualcuno abbia telefonato al ragazzo, perché la cosa più importante è stare vicino al ragazzo. Poi vai a analizzare certe cose, perché non siamo degli stupidi. Guardi le dichiarazioni pre-gara, senti le dichiarazioni post-gara, si parlava di un atteggiamento tattico di raddoppiare, ma secondo me di tattico ce n'era poco nel piano gara in quella situazione.
Di tattico c'era poco, Carlo, in quello che si è visto, un fallo dopo 45 secondi di gioco che ha cambiato la stagione di uno dei grandi protagonisti, non del Catania, ma della stagione intera. Concordo perfettamente con quello che ha detto mister Toscano, di tattico c'era poco in quell'intervento. La partita secondo me è stata preparata non volendo far male sicuramente a Cicerelli, ma secondo me da difensore, ecco, che sono stato io in tante partite, magari dovevo affrontare qualche giocatore importante o sapevo che quello sarebbe stato il pericolo numero uno per la squadra avversaria. Il primo intervento lo facevo un po' rude per magari intimorirlo, sapendo anche di potermela, passaggio, no? Fra rude e quello, sapendo di potermela cavare anche con l'arbitro. Di solito al primo intervento non scattava il cartellino giallo. Quello è un intervento, hanno detto bene qualche tifoso, killer, è un intervento veramente cattivo. Non credo l'abbia fatto apposta per far male, ma sicuramente un intervento che è uscito molto cattivo. È diventato molto cattivo. È diventato cattivo, è diventato molto cattivo. Si è poi... visto subito la gravità, esatto, immediatamente. Esatto. Abbiamo immediatamente detto che secondo noi c'erano gli estremi per l'espulsione diretta. Ha fatto un grave errore l'arbitro a non tirare fuori il cartellino rosso. Tutto quello che ne è uscito dopo avvalora questa tesi. Anche perché i tifosi, Carlo, sono inviperiti, no? E condanna anche l'arbitro, sì, perché non puoi non buttare fuori un calciatore anche dopo un secondo di gioco per un intervento così pesante, così cattivo. Vi dicevo anche perché sui social, appunto, dove chiaramente c'è anche lo sfogo da parte dei tifosi rossazzurri, si è parlato tanto anche dell'atteggiamento non solo in campo, ma anche delle dichiarazioni pre-partita dell'allenatore, subito dopo la partita, dell'allenatore Bruno del Latina. E pensate che poi, curiosità della vita, il giocatore del Latina è diventato poi successivamente eroe, perché lo facciamo vedere dalle immagini. Guardate, questo è la partita di Coppa Italia con il portiere del Latina Basti che viene espulso. Siamo al 90° della partita, come vedete dal cronometro, della partita con l'Arezzo. Basti era già stato è uscito dal campo, ma erano già finite le sostituzioni. Dunque chi va in porta? Porro. E Porro diventa l'eroe del Latina, che va a parare questo calcio di rigore che avete appena visto e che consente al Latina di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, per cui si dice che la vita dà e poi toglie, in questo caso diciamo solo dato al giocatore del Latina, protagonista in questa circostanza. Ci auguriamo che torni protagonista invece Cicerelli nel più breve tempo possibile, anche se sappiamo che sarà lunga, ma c'è stata una valanga di affetto, mentre c'è stata una valanga di indignazione nei confronti di Porro e del Latina, una valanga d'affetto per il numero 10 rossazzurro che ci testimonia Anna. A te. Cicerelli ha pubblicato su Instagram, sotto una sua immagine, un commento dove dice: è difficile condensare in poche parole le emozioni contrastanti che mi percorrono in queste ore. Ci tengo però a ringraziare tutti per questo affetto smisurato che mi state dimostrando. Dovrò stare lontano dal campo per un po', ma non smetterò un secondo di seguire i miei compagni, con i quali abbiamo creato uno splendido gruppo, e di fare il tifo per loro, per voi e per noi. A questo rispondono tutti i suoi compagni con tantissimi commenti d'affetto: ti aspettiamo fratello, e ancora sei un grande, ti aspettiamo. E poi alcuni hanno deciso di pubblicare e dedicare anche alcune foto, per esempio D'Ausilio e Jimenez, se riusciamo a farle vedere. Vediamo se riusciamo ad... Okay. Eccole qua. E Siamo quindi è con te, incredibile Armano. quanto questo gruppo in realtà sia unito e sia presente in questi momenti, che poi sono i momenti in cui si ha bisogno, no, del supporto dei compagni di squadra. È la testimonianza, no Carlo? Grazie Anna di quello che ha detto anche Grella durante la settimana. Molto bello, ci aggiungiamo pure noi, Marco, ci aggiungiamo noi a fare gli auguri a Cicerelli, perché si è dimostrato un leader importante sia a livello tecnico che di personalità all'interno di questo gruppo. Mai una polemica, mai, anche nei periodi difficili 2 anni fa, mai una parola fuori posto. Si è messo a disposizione di tutti gli allenatori anche quando non stava benissimo, anche in posizioni dove magari lui faceva fatica. Non ha mai espresso parole contro l'utilizzo dal punto di vista tattico, quindi
ci aggiungiamo pure noi, che aspettiamo Cicerelli alla fine del campionato o anche prima, perché possa essere di nuovo determinante per la promozione di questo Catania e se la possa godere anche lui da protagonista in campo. Queste le parole più belle che vogliamo lanciare dalla nostra preview, così come è tornato ad essere lanciato Jimenez, perché è stato lui il sostituto di Cicerelli in campo, ha fatto una buona partita sicuramente con il Latina. Ci riassume tutto, Anna, la scheda di Jimenez. A Catania c'è un talento che sfugge alle logiche della Serie C e si chiama appunto Caleb Jimenez, 23 anni, nato a Milano ma con sangue spagnolo nelle vene. È un calcio pieno di estro, fantasia e imprevedibilità. Il suo contratto corre fino al 2026, ha un valore di mercato di 350.000 euro, è cresciuto tra Seregno e la promozione in Serie C del 2020-2021. Jimenez ha già un repertorio fatto di strappi, visione e giocate fuori categoria con maglie di Vicenza, Atalanta e Catania. Eppure questa stagione a Catania è stato fin qui un paradosso. Conta solo 6 presenze da titolare, 2 gare senza nemmeno entrare, appena 56 minuti nelle ultime 6 prima della partita contro il Latina. Conta già un gol e 3 assist, la dimostrazione che un profilo così in Serie C è merce rara. Jimenez è il tipo di giocatore che ti cambia ritmo, umore e prospettive e quando si accende sembra di vedere un calciatore che appartiene assolutamente ai piani superiori. Si è acceso Ermanno nella partita con il Latina, secondo te? A me è piaciuto tantissimo nei primi 45 minuti. Il primo tempo le 3 palle gol, ovviamente l'assist, ma poi le 3 palle gol successive nascono tutte dai suoi piedi, nascono delle sue invenzioni, dalle sue giocate. Questo è qualcosa che secondo me premia un pochettino il giocatore che, come ha detto benissimo Anna, nelle partite precedenti a quelle con Latina aveva toccato davvero poco il campo e sicuramente è in una condizione fisico-psichica un po' difficile perché il contratto in scadenza, il poco minutaggio sicuramente non avvantaggiano, non avvalorano quello che è la qualità del giocatore. Poi però è un giocatore che secondo me è in queste categorie perché non riesce a mantenere nei 90 minuti una concentrazione tale, e una concentrazione soprattutto alta, perché poi si perde nel cercare il tunnel su Calabresi, perché poi si perde nel tocchettino, perché poi non va a contrasto in maniera forte, in maniera rude come andavano gli avversari. Qualche volta si tira fuori, non vuole alle volte sembrare di diventare proprio protagonista come si vede, no? Da Lunetta, quel sacrificio che danno. Come anche gli chiede la società di essere, no? Proprio soprattutto in questo momento in cui è in discussione anche l'ipotesi di prolungamento o meno del contratto. Però ti ripeto, un gol e 3 assist per un giocatore che ha giocato così poco fanno parlare di per sé solamente con i dati. È un tema questo, Carlo, dei giocatori che possono sostituire Cicerelli nel ruolo. Noi abbiamo sempre detto ha abbondanza il Catania in questo senso. Sì. Questo è l'unico dato positivo, che sicuramente in quel reparto il Catania è ben fornito, ben attrezzato, tanti giocatori d'ausilio, Stoppa tra l'altro, oltre che Jimenez, di grande qualità e quindi da questo punto di vista, dal punto di vista numerico, si risente meno, ecco, dell'assenza di un giocatore come Cicerelli. Magari fosse successo l'infortunio a metà campo di un altro sarebbe stato un dramma, in questo caso la rosa è coperta, ecco. Ciò non cambia ovviamente, è chiaro, quello che abbiamo già detto all'inizio della puntata su Cicerelli. A proposito di giocatori del Catania che non giocano in questo momento a Catania ma che sono di proprietà dei rossazzurri, facciamo vedere un altro stralcio di quello che è successo nella Coppa Italia. Stiamo parlando di Simone Leonardi, classe 2005, guardate che gol fa. Ecco, questo è il gol in rovesciata di Simone Leonardi contro il Giuliano, che ha dato la possibilità anche alla Ternana di andare ai quarti di Coppa Italia. Prima c'era stato il calcio di rigore sempre segnato da lui, terzo gol nelle ultime 2 partite, ne aveva fatto un altro in semi rovesciata, praticamente in girata contro la Juve Next Gen 3 giorni fa. Vi facciamo vedere questo anche per dare l'idea ulteriormente di quello che è stato il lavoro estivo, perché Leonardi è un giocatore del Catania. Sicuramente il Catania ha lavorato bene quest'anno, è 2 anni che lavora bene, lasciando lo stesso gruppo, affidandolo allo stesso tecnico e riempendolo di queste perle, perché Leonardi è una perla, è un giocatore che ancora deve esplodere in maniera definitiva e che quando lo farà secondo me potrà diventare un valore aggiunto anche in categorie superiori. Ha queste giocate estemporanee
che tanti altri giocatori non hanno. Queste sono giocate da giocatore di categoria superiore che ha proprio il talento cristallino che ancora deve essere lucidato. Quel famoso giocatore che si dice ha i colpi, no? Ha i colpi per riuscire a diventare un gran giocatore. Sì. Io tra l'altro ho avuto il fratello, anche lui di grande qualità, ora sta giocando in eccellenza, ma in rappresentativa l'avevo mandato in nazionale perché anche lui, Giovanni questo, aveva delle giocate estemporanee, quindi è proprio nel DNA della famiglia Leonardi. Evidentemente. Comunque 2 grandissimi gol che vi abbiamo voluto fare vedere, anche perché, anzi, ne avete visti 2 nella partita, ma c'è anche quello in rovesciata con la Juve Next Gen di Leonardi, bravissimo. Andiamo a sentire ancora Toscano, perché adesso ci concentriamo sulla partita che attende il Catania. Andiamo a sentire che cosa ha detto Toscano della partita con il Picerno e che cosa bisogna non fare quando si entra in campo fra poco meno di 24 ore in Basilicata. Sentiamo. Noi non dobbiamo entrare di nuovo nel campo di partite che noi abbiamo affrontato con un livello più basso del nostro solito livello, che sia Casarano, che sia Cosenza, che sia Cerignola, ci hanno dovuto insegnare qualcosa. Questo mi aspetto dalla squadra a Picerno, perché è un campo difficile, una squadra che viene da un risultato importante, dopo un periodo non positivo, sta cercando in tutti i modi di tirarsi fuori da una situazione non bella, quindi ho tutti gli ingredienti, sia una partita tosta, dobbiamo arrivare pronti e tosti, che è un momento dove per sopperire a questi calciatori chi è a disposizione deve fare qualcosa in più per riempire quel vuoto, che sia dal punto di vista mentale, che sia dal punto di vista fisico, che sia dal punto di vista dell'adattabilità. Solo così puoi dare continuità a quello che di buono stai facendo. Il 90% non basta della nostra prestazione, sotto tutti i punti di vista, devi fare il 100%. Devi fare il 100%, dice Toscano, fare il 90% non serve, ricordando anche quello che è successo in alcune delle ultime trasferte, Casarano di sicuro, ma anche la partita con il Cosenza di settembre. Vado da Carlo per parlare invece del Picerno, perché è una squadra che, come diceva Toscano, sta subendo in classifica, è in difficoltà proprio nella classifica, anche se viene da un risultato importante, la vittoria di Monopoli. Ma soprattutto, Marco, è una squadra che negli ultimi anni ci ha abituato a fare campionati importanti, sempre da play-off, quindi è strano vederla così nei bassi fondi della classifica. Il direttore sportivo... Ha anche cambiato l'allenatore, è arrivato Bertotto. Sì, il direttore sportivo è uno che negli anni ha lavorato sempre bene, facendo uscire tanti giocatori importanti, e il nucleo è un po' quello degli anni precedenti, quindi quest'anno hanno cambiato. All'inizio tecnico, si sono affidati a un allenatore che era alla prima esperienza in Lega Pro, questa cosa l'hanno pagata clamorosamente, e nonostante l'avvento di Bertotto nelle prime giornate ha fatto fatica Bertotto a creare un'identità forte, però domenica scorsa ho rivisto le squadre di Bertotto, perché analizzando un po' il Picerno, quello di domenica scorsa, la vittoria è stata una vittoria voluta, fatta bene, giocando un calcio aggressivo, che è il calcio di Bertotto, con tanta qualità lì davanti. Quindi il Catania troverà un avversario che adesso ha ritrovato la fiducia. Starà ai ragazzi di Toscano spegnere questo entusiasmo subito, il prima possibile. Ricordiamo quello che ha detto anche Toscano prima della scorsa partita, quella con il Latina, lo dice spesso, l'importante è l'atteggiamento iniziale, le partite diventano sempre più corte a livello di tempo effettivo, e per cui riuscire ad impostare subito bene la partita fin dall'inizio cambia radicalmente quella che è la prospettiva. Incominciamo ad analizzarla, questa partita, ad analizzare l'avversario del Catania. Già Carlo Breve ci hai fatto un quadro di quello che è il Picerno. Incominciamo con Ermanno ad andare un po' a frazionare quello che succede in casa della squadra lucana, partendo dalla difesa, perché ci sono 2 difensori
che a proposito di difensori che sono rudi, come diceva Carlo Breve in precedenza, diciamo che le marcature ci tengono in particolar modo, no? Sì, soprattutto con l'arrivo di Bertotto, diciamo che secondo me lo stile di difesa, proprio la modalità in cui si difende è cambiata, e vediamo la presenza. Adesso analizziamo i due difensori centrali che sono Frisson e Vimercati, entrambi 2002. In queste situazioni vediamo come eseguono delle marcature molto strette, quasi al limite. Infatti vediamo qui addirittura Vimercati lavorare con Molina, tenerlo tanto, utilizzare molto le braccia. Peccato che qui il video ha perso un pochettino di qualità di tempo, però vedi, addirittura lo tira, lo sente molto. Qua vediamo invece Frisson che in questa situazione perde completamente di vista la palla per guardare esclusivamente il suo marcatore, che ovviamente è un gran giocatore come Grandolfo, però cerca di tenerlo addirittura abbracciandolo, braccandolo quasi diciamo ai limiti, no, del soccer. E qua vediamo un'altra situazione dove è sempre Frisson a marcare Grandolfo, anche qui perde contatto col pallone per guardare l'avversario, qui addirittura sull'arrivo del cross dà le spalle al pallone, che è una cosa, mister, correggimi se mi sbaglio, diciamo che non è bellissimo, non è di certo la cosa più efficace da fare dentro aria. Qui il limite viene superato e c'è il rigore poi per il Trapani che varrà il pareggio. Attenzione per il Picerno, ovviamente, per il Catania no, a non superare i limiti. Sotto questo punto di vista i difensori del Picerno, l'abbiamo visto, insomma, sono molto attenti, però certe volte la soglia dell'attenzione va un po' oltre. In quella situazione Frisson soprattutto in 2 occasioni ha guardato solo l'uomo, disinteressandosi della palla, quindi quando poi ha girato un attimo lo sguardo verso la palla era troppo tardi, perché Frisson l'attaccante gli ha fatto il movimento, quindi lo ha perso di vista, è stato costretto al rigore. Diciamo che il principio esatto sarebbe quello di guardare palla e uomo, e lui non lo ha fatto bene in quelle situazioni. Bravo Ermanno a estrapolarle e a fare vedere che questo potrebbe essere un punto di forza del Catania sulle palle laterali. Esatto, mister, soprattutto con i movimenti continui, soprattutto di Forte, che è uno che sa lavorare tanto nel lato cieco dell'avversario, o Caturano lì davanti. Anche Lunetta comunque è fastidioso dentro l'area, soprattutto nei cross. Secondo me potrebbero sfruttare in qualche modo, anche stuzzicando, provocando proprio queste caratteristiche degli avversari, cercando nel movimento, nelle ricerche di un taglio da fuori ad avanti o dei fuorilinea per poi tagliare davanti all'avversario. Potrebbero anche in qualche modo esasperare, diciamo, questi movimenti per ricercare quelle che sono anche delle dinamiche da piazzato ravvicinato o al limite d'aria o dentro area, come può essere un penalty. Abbiamo fatto il primo punto della situazione in casa Picerno e invece vado da Anna per sentire i vostri messaggi da casa. Ciao a tutti, il Picerno è la squadra giusta per fare bene anche in trasferta. Bertotto poco abituato al 4-2-3-1 marchio di fabbrica di chi l'ha preceduto. Per Ermanno Di Tacchio si abbassa per prendere il pallone, Corbari gli si affianca. A questo punto non si crea troppa distanza fra centrocampo e attacco? C'è poco ancora da discutere sul fallo di Porro, inqualificabile lui e il suo allenatore. Sarà una lunga corsa. Secondo Carlo, cos'ha il Catania più di Benevento, Salernitana e Cosenza? Allora, partiamo da qui e vado. Di Tacchio, si abbassa troppa distanza? Sì, attacco, è vero, c'è grande distanza tra centrocampo e attacco in realtà, sì. Perché Corbari, ma anche Quaini in realtà, non vanno mai in quella zona di interspazio, nella zona tre quarti, però questo viene fatto tanto perché Di Tacchio quando si abbassa la giocata che prova in maniera abituale è quella di una ricerca della profondità diretta, quindi quando va il Catania in profondità diretta ci va sempre con 2 giocatori che sono Lunetta e Forte o Caturano, e l'altro trequartista invece viene dentro il campo a coprire quello spazio per poi andare a ricevere una seconda palla. Quindi è vero che c'è distanza, ma è una cosa secondo me un po' voluta. Creare degli spazi tra 2 linee di reparti è una cosa che permette in qualche modo di creare spazio anche per l'avversario e di attaccare in movimento quegli spazi liberi. Si chiamano half space, viene fatto spesso. Che tu hai spiegato benissimo anche in altre circostanze. Carlo, che cosa c'è in più il Catania di Benevento, Salernitana e Cosenza? Un anno in più di lavoro. Un anno in più di lavoro. Hai visto? Un anno in più di lavoro. Benissimo, possiamo chiudere. Lo stesso tecnico è veramente un fattore secondo me molto importante, cosa che negli anni passati il Catania non ha avuto, ha sempre ricostruito delle squadre nuove con tecnici nuovi. Quest'anno potrebbe essere veramente l'anno giusto, perché in questo momento ci sono tutte le componenti
e si è aggiunta anche la componente del Massimino, che spinge tutta la città e tutta verso la Serie B. Sono tutte le componenti, Marco. E questo è un dato sicuramente importante. Ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo perché andiamo a sentire anche le ultime da casa Picerno. Sarà con noi un collega giornalista che ci indicherà quelle che sono appunto le ultime della squadra di Bertotto. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di preview. Fra poco ci collegheremo con Federico Pellegrini di Tutto Sport per avere qualche news sul Picerno. Intanto io vado ancora dal nostro Ermanno per andare sulla situazione cross. Partiamo dal Catania. Come li sfrutta o come li ha sfruttati nell'ultima partita? Sì, vediamo un pochettino una situazione, uno degli highlights principali del Catania. Vediamo proprio una situazione dove Gimenez qua è bravissimo ad uscire dalla pressione, anche grazie al movimento di Casasola che gli libera lo spazio interno. Vedi, poi a me quando gli attaccanti si muovono così bene e non si fanno marcare mi piacciono davvero tanto, perché mi fanno capire tutta la loro forza e la loro soprattutto cognitività. Qua poi su queste seconde palle è bravo il Catania a trovare un pochettino qualche soluzione, un pochettino sfortunata nella finalizzazione, però vedi un pochettino su questo movimento di Forte è quello che dovrà fare anche sabato, quindi anche domani, anche se per esempio c'è tanta distanza tra lui e il difensore, cosa che per esempio con Frison o Vimercati solitamente teoricamente da non quello dovrebbe. che abbiamo visto, Frison e Vimercati sarebbero stati incollati, si sarebbero attaccati, e soprattutto la linea di difesa del Picerno è una linea di difesa che si abbassa di più. Sì, infatti se vediamo la prossima clip, che invece è quella proprio relativa al Picerno, di come difende nei cross, vedi proprio i 4 che non sono posizionati in linea ma che si mettono come da reparto, anche se si attaccano in riferimento, e gli altri 4 che sono diciamo dei centrocampisti che si abbassano molto. Più bassa addirittura la difesa latina. Addirittura più bassa della difesa del Latina, però ecco, questo gol che prendono con la Cavese e anche il successivo che è sempre subito con la Cavese, dove c'è sempre un assetto di 4 e 4, diciamo le due linee quasi a schermare quella che è il castello che sarebbe la porta, quindi a proteggere la difesa della porta. Qui vediamo in questo caso Gemignani e non Pistolesi come prima a farsi tradire da questo tocco e a farsi tagliare alle spalle. Però Marco, la cosa su cui mi voglio soffermare non è tanto il secondo palo o il terzino che in qualche modo non è ben posizionato, che non è attento, concentrato nel ricevere la palla, è il fatto che non è importante portare tanti uomini a difesa della porta, ma è sistemarli bene, perché in questo caso vedi c'era tanta densità sulla zona centrale del primo palo, lasciando libera la zona del secondo palo, che è una zona che in qualche modo il Catania potrebbe attaccare e anche attaccarla bene, con 2 riferimenti che sono Casasola da una parte e Donnarumma dall'altra, sull'attacco diciamo da quarto a quarto che gli abbiamo visto fare nelle prime 7 uscite stagionali. E in queste situazioni qua il Picerno libera spazio e ti libera addirittura dei 1 contro 2 o degli 1 contro 3, come possiamo rivedere in questo caso abbiamo visto. Io vedevo che annuiva dal monitor di servizio il collega Federico Pellegrini di Tutto Sport, lo vedo collegato. Federico, buon pomeriggio. Che situazione ci dai, che sensazioni ci dai da Picerno? Beh, intanto buonasera, ben ritrovati a voi. È chiaro che la vostra correttissima e precisissima match analyst riflette il momento del Picerno, ovvero una squadra in difficoltà dal punto di vista difensivo, che però ha dato un piccolo scatto d'orgoglio, ha dato segnali di ripresa nella partita vinta sabato a Monopoli. Ecco, la regia è precisissima nel proporre le immagini. Questo però naturalmente non scalfisce i problemi difensivi di una squadra che è stata per lungo tempo in difficoltà, che non vince in casa da 2 mesi, proprio nella gara contro il Foggia, e quindi questo sicuramente testimonia che il Picerno ha dovuto registrare nuovamente la difesa. È cambiato nel frattempo il portiere con l'arrivo di Marcone svincolato, con l'inserimento di Gemignani successivamente. C'è stato anche l'innesto in settimana di Baldassin, che però
non è esatto, non è un segreto, partirà dalla panchina, quindi diciamo che è una squadra che sta cercando con il tempo, un po' con le motivazioni, Marco, e un po' con qualche aiutino dal mercato degli svincolati, di sopperire a qualche piccola falla che ha portato in dote il mercato estivo, con anche, dimenticavo, la risoluzione con il centrale difensivo spagnolo Ruben Garcia. Hai anche risolto un po' alle nostre domande poco fa, quando ci chiedevamo come il Picerno sia sceso così tanto in classifica, considerando che è una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto parecchio Sì. bene. Che cosa ci dobbiamo aspettare a livello di formazione? E poi ovviamente la daremo nella parte finale della nostra trasmissione, ma dici se pressappoco le scelte saranno quasi quelle che abbiamo visto a Monopoli. Esattamente sì, non mi aspetto, senza molta dietrologia, Marco, stravolgimenti, proprio perché il Picerno in questo momento ha bisogno di conferme, ha bisogno di continuità, e l'ha trovata anche con l'entusiasmo dettato dalla vittoria di Monopoli, che può magari aver dato una scossa. Bertotto nelle ultime settimane aveva provato, visto anche l'infortunio di Maselli, che sarà fuori per tutta la stagione a centrocampo, di abbassare, di arretrare Maiorino, che è notoriamente un trequartista, l'anno scorso faceva il falso 9. Bertotto ha provato a fargli fare il regista, lo ha fatto bene, secondo me, nella gara contro il Trapani, lo ha fatto molto male nella gara interna persa contro il Siracusa, invece contro il Monopoli è stato schierato nella posizione di tre quarti. Anche questa fotografia ti fa capire il momento del Picerno, con un Picerno che cerca ancora un assetto dal punto di vista tattico definitivo, e cerca sicuramente di cambiare pelle, quindi non mi aspetto grosse novità rispetto alla gara vinta contro il Monopoli. Qui vediamo anche il rigore parato da Marcone, che ha testimoniato come anche dal punto di vista difensivo la squadra sta provando, a fatica, ma ci sta provando comunque a registrare meglio il reparto difensivo. Federico Pellegrino, ti ringrazio, ci ritroviamo, guarda, ti do già l'appuntamento fra 2 settimane, perché il Catania va a giocare con il Potenza e Picerno sono vicinissimi, Sì. Federico segue entrambe le squadre, ci vediamo allora fra 2 settimane, intanto buona partita per domani, ciao di nuovo, buona serata a te. Un abbraccio, buon proseguimento a voi. Io invece vado da Anna per avere altri messaggi da casa. Anna. Eccomi con altre domande. Per Carlo, quanto Jimenez secondo te può essere decisivo in questo momento? E ancora per Ermanno, il messicano, anzi, il principe messicano, chiamiamolo bene. Come può riuscire, secondo te, Toscano a dare a Corbari la possibilità di fare gol come in passato all'Entella? È solo una questione di ruolo? E poi ancora altri messaggi su Cicerelli. Buongiorno a tutti, per il folle intervento su Cicerelli. Io penso che sia l'arbitro che il signor Porro debbano scontare delle severe penalità. Solo così si potranno evitare nuovi episodi del genere. Da Peppe Calì. E ancora, nell'episodio del fallo ho rivisto la scena del film Karate Kid, Ecco. quando durante il combattimento il protagonista viene colpito dall'avversario appositamente per metterlo fuori combattimento. Wow, quanta fantasia. Comunque forza Cice e forza Catania. Per chi ha visto il film, diciamo, ricordo che... E poi andava a colpire sempre quella stessa parte, mi ricordo nel film. Jimenez può essere protagonista? Secondo me ha una grande opportunità, seconda grande opportunità, perché all'inizio Toscano aveva puntato forte su di lui, poi le sue prestazioni non convincenti e il lancio di Lunetta lo hanno messo un po' ai margini. Adesso ha la grande occasione di rilanciarsi e di dimostrare che vuole Catania. Questo è un momento fondamentale secondo me, per la carriera di Jimenez, sperando anche che ci sia l'accordo e la firma del contratto risolverebbero, secondo me, dal punto di vista psicologico gran parte delle sue
problematiche. Ricordiamo che c'è un'offerta fino al 2028, ovviamente con una parte fissa e una parte variabile da parte del Catania. Premi. Corbari, anzi più che a premi a dei 20, ecco, per essere preciso, cioè i gol, rigori procurati, assist, questo è il senso. Corbari può fare gol? Può tornare a fare gol? Guarda Marco, in realtà se andiamo a vedere, se vediamo bene la partita di domenica scorsa contro il Latina, Corbari stava facendo gol, lo ricordo al secondo tempo su uno scarico, una palla in scarico di D'Ausilio che ha sviluppato sulla zona sinistra, l'ha appoggiata dietro e lui è stato molto bravo a farsi trovare pronto. È stato anche secondo me un pochettino sfortunato perché l'ha aperto l'interno e l'ha colpita d'interno, lì forse di collo poteva prendere più forza, soprattutto poteva alzare di più la palla, però ha fatto un buon intervento. Secondo me nel primo tempo è stato molto ordinato, cioè cercato di eliminare o cercare di sbagliare il meno possibile, ma ci sta, l'abbiamo visto anche da Allegretto, sono giocatori che giocano poco, quindi quando si sentono chiamati in causa devono cercare di in primis non sbagliare, poi prendendo consapevolezza nel corso dei minuti, cercare di uscire secondo quelle che sono le loro caratteristiche. Sicuramente, l'abbiamo detto più volte, Corbari non è un mediano, non è un interno di centrocampo, è più una mezzala, però è un giocatore che quello spazio di cui parlavamo prima tra centrocampo e attacco, nel caso di sviluppo, soprattutto laterale, soprattutto quando entra D'Ausilio, che è un giocatore molto più simile a Cicerelli rispetto a Giménez, su quello spazio lì al limite d'area può essere fastidioso. Quasi sicuramente è difficile vedere dei suoi inserimenti perché non c'ha il tempo e non c'ha gli spazi per poter entrare, però sulle palle a rimorchio, sulle palle scarico, secondo me può fare male, e ce l'ha fatto vedere questa sua qualità anche contro il Crotone, la prima in Coppa, dove in una o due occasioni si è dimostrato un ospite, diciamo, non proprio graditissimo per i portieri avversari. Per i portieri avversari, è vero. Siccome mi sono piaciute le vostre risposte, io torno da Anna perché voglio sentire se ci sono altre domande per voi. Fortunatamente in questo momento fino ad ora non per me, preferisco. E invece ti sbagli. Ecco. E invece ti sbagli. Ciao a tutto lo studio. Marco, con l'infortunio di Cicerelli, il Catania andrà sul mercato anche per un attaccante? Ancora per Marco. Minuto su Torre del Grifo. Secondo me Caturano soffre la concorrenza e è stato abituato a giocare squadre dove era il più forte in assoluto. Secondo voi, al momento, per sostituire Cicerelli, meglio D'Ausilio, Giménez o Stoppa? Allora, parto, meglio D'Ausilio, Giménez o Stoppa? Siccome dice voi, lo faccio fare a voi. D'Ausilio, Giménez o Stoppa? Secondo me le caratteristiche più simili per sostituirlo ce le ha Stoppa, secondo me. Però Toscano non andrà dietro, secondo me, queste cose, ma andrà dietro lo stato di forma psicofisica e quindi sceglierà, credo, di domenica in domenica. Ha fatto bene domenica scorsa Giménez, che è stato decisivo, credo che questa domenica giocherà Giménez. Poi work in progress. Certo. Sicuramente cambia qualcosa con Giménez dentro, l'abbiamo visto anche domenica, perché con Giménez devi spostare obbligatoriamente Lunetta a sinistra, non giochi più con i due esterni diciamo a piede opposto perché sono entrambi dei mancini. Giménez rispetto a Cicerelli ha delle caratteristiche diverse, il mister un po' ce le elencate prima, però Cicerelli è un giocatore che gli piace giocare calpestando la linea laterale e quindi lasciando spazio soprattutto a degli inserimenti e le incursioni di Donnarumma e entrare dentro il campo. Giménez è un pochettino differente, però ti ripeto, sono dei giocatori che comunque sono forti. Quando un giocatore è forte poi si può adattare, può comprendere quelle che sono le richieste del gioco, ma soprattutto le richieste e gli spazi che ti lascia l'avversario. Per quanto riguarda invece le altre domande, sì, credo di sì che il Catania potrebbe cercare un giocatore d'attacco nel prossimo mercato. Ricordiamo che per il mercato di gennaio c'era l'idea di prendere un centrocampista al posto di Aloi, in questo caso ovviamente non c'è il problema della lista, c'è invece per quanto riguarda il difensore centrale altri ruoli che si stanno cercando e l'esterno di sinistra dei quattro, il quarto di sinistra per intenderci, per dare un po' di sostegno anche e di fiato a Donnarumma. È chiaro che con l'infortunio di Cicerelli c'è la possibilità concreta che il Catania possa guardare anche al mercato dei giocatori d'attacco. In quel caso, anche in questo caso, bisogna poi ovviamente però fare
fare spazio, perché la lista, lo ricordiamo, prevede solo un determinato numero di giocatori, cioè 23. Torre del Grifo, sì, ci sono non novità sostanziali. Chiaramente sappiamo che il Catania deve fornire il saldo per entrare ufficialmente nella sua casa, con Pelligra che sta certificando delle garanzie rispetto alle sue proprietà, chiaramente, perché ricordiamo che l'immobile non vale come garanzia, l'immobile di Torre del Grifo non può valere come garanzia in questo senso per riuscire a garanzia del saldo, diciamo, della copertura economica. Vale come valore del club, per cui ha sulla carta, ovviamente, come un valore del club sulla carta, per cui è chiaro che le garanzie devono arrivare anche da quello che può fornire Pelligra attraverso le proprie proprietà, ma ovviamente si andrà verso il versamento di questo saldo e logicamente verso l'ingresso del Catania nella propria casa. Mi pare che abbiamo parlato anche di questo. Ora Caturano. La concorrenza di Caturano, mister, se soffre la concorrenza uno come Caturano? Caturano è stato abituato anche negli anni passati in categorie superiori a essere in concorrenza con tanti bravi attaccanti. Caturano sa che in questo momento è giusto, secondo me non è al top della condizione, c'è un compagno che sta meglio di lui, che ha le stesse caratteristiche, che sta facendo gol, non credo crei problemi assolutamente, ma vuole essere, secondo me, determinante e non vede l'ora di realizzare il primo gol con la maglia del Catania per essere d'aiuto a questa squadra che ha avuto grande fiducia in lui e ripagare, quindi essere riconoscente anche a tutta la piazza che lo ha voluto fortemente. Io vedo collegato già il nostro Franco Cammarasana, a cui cedo la linea. Ciao Franco, buon pomeriggio. Trapani Monopoli, domenica, che partita sarà e che attesa c'è nella piazza di Trapani? Beh, in verità una promessa, perché in settimana si è parlato poco di calcio giocato a Trapani, un pochino per un attrito determinatosi tra una parte della tifoseria e il presidente, soprattutto dopo la partita con Foggia, visti gli incassi scarsi che ci sono stati, ma c'è stato anche un certo distacco tra la tifoseria e la società, perché il neo direttore dell'area tecnica Luigi Volume ha già preannunciato un ridimensionamento un pochino dei programmi, quindi vedremo alla riapertura delle liste nei prossimi giorni quello che sarà politica indirizzata verso i giovani. Già due hanno giocato sin dall'inizio domenica scorsa, verranno riproposti anche domani. Mi riferisco a Marcolini e Podrini, ma potrebbe anche essere la volta di La Sorta, un giovane interessante, così come il difensore Podrock, vedremo. Da segnalare che ieri il Trapani Calcio ha presentato ricorso al TAR riguardo alla penalizzazione di 8 punti. Non l'aveva fatto prima perché non era venuto ancora a conoscenza delle motivazioni del CONI per quanto riguarda il deferimento, mentre è stata rinviata alla prossima settimana la sentenza del Tribunale federale per quanto riguarda il secondo deferimento del Trapani Calcio, sempre per irregolarità amministrative. Per quanto riguarda la partita di domenica col Monopoli, ritorno al 4-3-3 da parte di Aronica. Per sommi campi la formazione dovrebbe essere quella iniziale schierata contro il Foggia, ecco, la vediamo già inquadrata, con Galeotti tra i pali, Ciotti oppure Tirran a destra, Pirrello, Negro e Girona sulla linea difensiva. Poi il centrocampo, ripeto, è probabile la riconferma di Podrini, Di Noi e Marcolini, anche perché Celeghin è squalificato. Potrebbero essere inseriti a partita in corso o qualcuno anche dall'inizio, Carriero e Palmieri, mentre in avanti possibile conferma di Ciuferri, anche perché Canotto non sta molto bene, ha avuto un risentimento muscolare, tant'è vero che è dovuto uscire anzitempo domenica contro il Foggia, e poi quindi Ciuferri, Grandolfo e Fishnal, giocatore eccezionale, perché già 8 gol, 9 se si considera
anche quello realizzato in Coppa Italia, punta di diamante di questo Trapani, che comunque vuole ancora essere protagonista in campionato in attesa delle decisioni definitive per quanto riguarda la sua penalizzazione, che nel caso che vincesse il ricorso Trapani si troverebbe in piena zona playoff, ma soprattutto nelle prime posizioni. A mio avviso una eventualità molto molto difficile che si realizzi. Vediamo. Grazie Franco. Grazie Franco, come sempre il tuo puntuale e preciso intervento in cui hai dato tutte le notizie sulla società Granata. Alla prossima, ciao Franco. Bene. Buon pomeriggio anche a voi, ciao. Buon pomeriggio anche a te. Vado da Ermanno di nuovo perché abbiamo parlato dell'aspetto difensivo del Picerno. Andiamo anche sulla fase di non possesso del Catania. Vediamo nuovamente situazione cross e anche qualche situazione legata ai calci piazzati, ai calci d'angolo. Sì, Marco, vedi la differenza, no, tra due squadre, una squadra come il Picerno che naviga nei bassi fondi della classifica, e una squadra come il Catania che invece sta nel picco dell'onda, e questo in Serie C secondo me tanto la differenza la fa come difendi e l'attenzione che ci metti nella fase difensiva. Vediamo proprio questi due tagli dove vediamo anche qualche sfumatura, diciamo non proprio positiva, però l'attenzione e l'importanza della copertura degli spazi. Vediamo qui sul cross, vedi il classico assetto 5+2 sì, formato dalla linea, vedi la copertura di tutti gli spazi, la vicinanza dei vari difensori, dei tre difensori centrali al marcatore. Qui vedi c'è una piccola, diciamo, presa quasi di ritardo, no, da parte di Celli nell'attaccarsi all'attaccante, in questo caso era Parigi, però l'importanza di esserci, no? Di essere lì, di essere concentrato. Qui ovviamente Di Giovanni Antonio fa un velo che in qualche modo come non si dicevi aspettava prima, nessuno. non è tanto quante persone, quanti giocatori metti lì e come vanno piazzati. Come vengono messi là. Vedi anche la presenza di Di Tacchio che se si mette, che assorbe in quella zona è fondamentale, perché Parigi quando esegue quel controllo, che esegue un controllo difficile, non è che sia facilissimo lì girarsi con velocità e trovare la porta, però quando già si trova a calciare ha la presenza di Celli, che è il suo diretto marcatore, e di Tacchio che è lì a raddoppiare, cioè non ti danno la possibilità di pensare, sì, no? E questa è l'importanza lo dice sempre Toscano, quella concentrazione, l'attenzione, il sacrificio, stanno tutto in questo video qua. Ovviamente è un'azione pericolosa del Latina, però viene gestita, viene controllato diciamo in questo caso questa pericolosità. Calcio d'angolo invece abbiamo detto anche sui piazzati, che tutto sommato poi portano ovviamente a dei cross, la sistemazione della difesa del Catania. Ovviamente la pericolosità in qualche modo la devi concedere, ok? Qui anche vediamo Latina che ha fatto degli ottimi schemi, ho studiato poi successivamente, diciamo, alcune palle inattive proprio del Latina. Qui vediamo leggero ritardo da parte di Casasola che parte e si fa anticipare in quello spazio, e secondo me l'errore non è solamente di Casasola che parte in ritardo e secondo me manca nell'appoggio, nel primo appoggio perché scivola, ma è un pochettino dei tre giocatori senza palla, sì, cioè l'uomo sul vertice, l'uomo sul palo e anche un pochettino il portiere, che in quella zona lì, visto che era già una zona libera non occupata da nessuno, potevano fare qualcosina in più. Vedi, se non sbaglio dovrebbe essere o Forte o Lunetta, che era il giocatore sul vertice, che non arriva. Quella palla lì, se esce il giocatore sul palo e la va a colpire, lì Parigi neanche si sogna di prenderla mai. Quindi c'è un piccolo ritardo, però è normale concedere qualcosa. Siccome ho sentito Bruno dice che aveva schiacciato il Catania e meritava qualcosina in più, queste due sono le uniche occasioni vere che ho voluto segnare. Con una gran parata di Dini che va sicuramente riconosciuta. Statistiche a confronto, che poi sono fondamentalmente dei dati, no? Che noi riassumiamo nelle grafiche per quanto riguarda il Picerno con il Catania, con un valore di mercato comunque dignitoso per la squadra lucana di 4 milioni di euro, un'età media più bassa rispetto a quella rossazzurra di 25 anni, e poi c'è ovviamente la differenza reti e i punti che sono importanti, la media gol a partita non bassissima. Ecco, questo è un dato che mi sembra importante riconoscere per il Picerno. Sì, assolutamente Marco, l'hai analizzata benissimo. Il fatto proprio di voler mettere la media gol per far capire che comunque il Picerno non è una squadra che, rispetto alla Latina di scorsa settimana, non è una squadra che non sa finalizzare o che non finalizza o che non trova la via della rete, però è una squadra che
sia con Bertotto, ma soprattutto prima della partita col Monopoli, diciamo che il clean sheet non l'aveva quasi mai acquisito, quindi è una squadra che subisce tanto, e deve essere brava il Catania a trovare gli spazi per fare male. Il discorso dell'età media, a me piace tanto, no, vedere giovani che giocano tanto, e il Picerno è una fabbrica di giovani. Allegretto viene proprio da lì, ed è un giocatore che in qualche modo, ed è una piazza che in qualche modo permette, anche per la sua basso livello di pressione e di ansie, diciamo, dell'ambiente esterno, ti permette di poter far crescere i giovani. È un po' quello che si diceva prima, Carlo, di comunque stare attenti. D'altronde Toscano non ha bisogno certo che glielo diciamo noi, no? Stare attenti a una squadra che comunque ha delle qualità, anche se fino ad ora le ha fatte vedere non sempre a intermittenza, per non dire poco. Ma ieri in conferenza ha detto correttamente che vengono da una vittoria importante, fatta bene, quindi sa del pericolo, sa che è una squadra che sta ritrovando fiducia, e conosce anche mister Bertotto, che è un allenatore navigato per la categoria, che sta iniziando a cogliere i frutti per il quale ha seminato in tutte queste settimane. Mi dai anche l'assist per andare a guardare la grafica, appunto, che parla dell'allenatore Bertotto. Ne abbiamo parlato tanto nelle scorse annate, perché lo ricorda anche questa grafica. Ha allenato il Giuliano nelle ultime 2 stagioni, centrando la qualificazione ai playoff e lanciando anche una serie di giovani molto importanti. Del suo passato da calciatore sappiamo tutto. Ha preso il posto di De Luca, esonerato alla 9ª giornata, e poi tante altre panchine, compresa quella del Messina, prima del Giuliano, e le ultime 2 annate. Il giocatore che ci ha colpito di più rappresentativo, anche al di là dei 5 gol segnati, come vedete nella scheda, è José Leonardo Abreu Santos. Noi abbiamo messo Leo Abreu perché poi in realtà così viene chiamato, anche perché il titolo è chiaro, dalla Serie D con furore, perché proprio in Serie D ha fatto molto bene nelle ultime stagioni con il Cassino, è arrivato a Picerno, contratto di 2 anni, e già un bell'inizio di stagione per questo ragazzo portoghese che sta facendo molto bene, e che andiamo ad analizzare sempre con il nostro Ermanno. Quali sono i movimenti di questo attaccante? 27 anni, primo anno davvero tra i professionisti, ha fatto benissimo in Serie D, soprattutto nel girone laziale. È un attaccante molto mobile, un attaccante che comunque sa giocare col suo fisico, anche se longilineo, non è, diciamo, quel classico attaccante strutturato, però è un attaccante che si sa muovere molto bene, che sa infilarsi bene negli spazi, e soprattutto che sa attaccare bene la profondità. Ora ti faccio vedere, diciamo, nelle clip i 2 gol, perché è stato lui l'autore della doppietta contro il Monopoli, ma nelle clip poi che vedremo successivamente ci sono altre situazioni dove viene innescato. Dove viene innescato lui, lui. Qui vediamo Bianchi che fa un'apertura fantastica, anche lui giocatore di grande qualità, per l'esterno Cardoni, che appoggia in scarico su Gemignani, che è il terzino che sale e spinge nell'azione. E qua è da analizzare il movimento di Abreu Santos, l'ho chiamato in questo modo, che fa un movimento ottimo di smarcamento. Leo Abreu o Abreu Santos? A me Abreu Santos così mi sembra più portoghese, più brasiliano. Bravo qui a lavorare tra i due difensori centrali, è bravissimo nell'attacco della palla, si abbassa, la colpisce bene e la mette nell'angolino. Questo invece è il suo marchio di fabbrica principale, questo attacco della profondità, quindi questo attacco della linea. È bravo qui perché la cosa che mi è piaciuta di più, gira la testa un secondo per vedere l'avversario alle sue spalle, per comprendere lo spazio e il tempo che ha a disposizione per poter attaccare il pallone. Capisce di non poterla mettere a terra, perché sennò sarebbe stato braccato da 2, e quindi impatta con l'interno, è molto bravo a trovare della via della rete. Però queste sono le caratteristiche principali: è un giocatore mobile, è un giocatore che si fa trovare dentro area ma solitamente sfugge alla marcatura stabile, ed è un giocatore che sa attaccare tanto bene la profondità. E questo è Abreu, dunque, che ritroveremo nella partita con il Picerno. Io vi ricordo su Telecolor, come sempre dalle 14 saremo collegati con lo stadio di Picerno per darvi tutte le ultime, appunto, della partita del Catania. Noi ci fermiamo invece, ritorniamo fra poco, avremo le ultime anche da Siracusa e torneremo a parlare ovviamente della partita di Picerno. A fra poco. Ricominciamo, terza parte della nostra preview. Vado subito da Anna per i vostri messaggi.
Messaggio da Franco52. Buongiorno, domani i gol non fatti la settimana scorsa li faremo a Picerno. Buona serata. Invece Rino ci scrive: buon pomeriggio, vorrei chiedere al professore Breve, grande competenza, se pensa che Quaini possa giocare come braccetto di destra. Penso che la squadra metterà in campo grinta e voglia di vincere, forza Catania. E ancora Vincent, buon pomeriggio, sono sicuro che per Cicerelli i compagni daranno il massimo e anche per il sorriso di Anna. Penso che sia una motivazione valida. Quindi. Sicuramente per vedere il sorriso di Anna nel dare la classifica e anche nel leggere i vostri messaggi, il professor Breve qualificatissimo. Rino, intanto. Lo sappiamo. Quaini può giocare, sì. Quaini potrebbe giocare, però credo che anche Toscano possa sfruttare il momento psicologico di Allegretto, che ha fatto una buona gara domenica e soprattutto a Picerno, e quindi potrebbe ripartire con Allegretto. Spoileriamo qualche nome, poi dopo alla fine vi daremo ovviamente le probabili formazioni della partita di domani. Andiamo a vedere con Ermanno invece la situazione in possesso per quanto riguarda le due squadre, soprattutto gli attacchi alla profondità. Sì. Come attacca alla profondità il Picerno e come lo fa il Catania? Sì, diciamo che sono in queste situazioni di palle aperte con ricerca della profondità, le due squadre in qualche modo si assomigliano. Vediamo proprio il Picerno, qui lo fa bene con scambio tra Velti e Marino, che in questo caso giocava come play basso, ultimamente non sta trovando tantissimo spazio. L'appoggio centrale, vedi Marino guarda prima, prepara prima la giocata, vede il movimento di Abreu Santos che attacca bene la profondità, e qui è bravo a tagliare le spalle, vedi il suo movimento è molto dinamico, non dà punti di riferimento, e da qui nascerà il rigore che porterà il vantaggio del Picerno. Lo fanno anche addirittura dal portiere, non sviluppano dal basso ma cercano questa palla lunga, qui diciamo non proprio perfetta la difesa del Trapani, però è Petito, Francesco Pio Petito, che prolunga questa ricerca della profondità proprio per il movimento di Abreu Santos. Vedi la forza di questo giocatore è non dare riferimento, non è uno che si appoggia all'avversario e che cerca di girarsi con l'avversario attaccato come era l'anno scorso. Mi ricordo che c'avevano un pivot forte che manteneva la posizione. Lui è un giocatore invece totalmente diverso, però queste sono le sue caratteristiche. L'abbiamo visto sia nel taglio specifico su di lui, ma sia anche in queste giocate. Quindi è una squadra che, a differenza di quando c'era Longo, no, o l'anno scorso, cercano più con Bertotto una delle giocate che vanno dirette verso gli attaccanti. Andiamo a vedere invece in casa Catania cosa succede quando si cerca la profondità. L'abbiamo visto anche in alcune occasioni proprio nella partita con il Latina. Sì, con il Latina ci sono due esempi chiari di questa ricerca alla profondità. Qui vediamo proprio la giocata diretta verso Forte, che poi spizza bene perché riconosce la presenza di Lunetta, e poi ricercando questa profondità si trova anche due addirittura palle gol interessanti. Peccato per il Catania che non è riuscita a finalizzarle, ma questa è una ricerca, vedi, diretta, non c'è uno sviluppo con combinazioni strette, ma si cerca direttamente la profondità. Qua lo fa Jimenez, che si trova completamente chiuso e ingabbiato, capisce di non poter metterla giù e di scaricarla, e quindi cerca direttamente la profondità, ed è bravissimo Forte anche qui a lavorare sulla linea del fuorigioco, a non attrarre su di sé l'avversario e poi prendere posizione e andare verso la porta. Qua fa tutto bene, tranne poi forse poteva calciare prima anche con un colpo di futsal, con un colpo di punta, prendendo alla sprovvista il portiere, però diciamo che l'azione è manovrata e ricercata, e fa secondo me anche un'ottima giocata. Un'ottima giocata da parte di Forte, che poteva anche andare al gol in quell'occasione. Deve fare gol. C'è stato proprio un attimo in cui ha il tempo per poter calciare e invece porta ancora la palla in avanti e poi perde il tempo, perché quando si smarca dal portiere gli arrivano un po' tutti addosso, quindi diventava poi difficile fare gol. Ma ha avuto due attimi, secondo me, due tempi per poter metterla dentro, e poteva tranquillamente portare a casa una doppietta meritata per la prestazione che aveva fatto.
E questo è certamente il cammino di Forte, che fra parentesi è stato fino ad ora certamente prezioso per il Catania, e non lo scopriamo noi. Andiamo a vedere la grafica delle ultime del Picerno per fare il quadro finale su quello che è il momento, le ultime partite giocate dal Picerno, i 5 risultati ottenuti. C'è la sconfitta pesantissima in casa dell'Atalanta, Under 23, fra poco ne parleremo con Marco Petrolito perché è il prossimo avversario del Siracusa, 6-2, e poi il pareggio interno con la Cavese, la sconfitta in casa del Trapani, la sconfitta interna proprio con il Siracusa e la vittoria di Monopoli in un momento certamente molto difficile per il Picerno. I punti sono 13, le partite giocate 15 e la classifica l'abbiamo vista, frutto di sole 3 vittorie finora in campionato e ben 8 sconfitte. Io allora vado da Marco Petrolito, fra poco torneremo invece dal nostro Ermanno per altri dettagli legati al punto e all'angolo tattico. Marco, inquadriamo un po' questa sfida in un momento, ne parliamo da inizio stagione, di momenti difficili del Siracusa. Questo è certamente uno dei momenti migliori per la squadra retusea. Sicuramente, buon pomeriggio Marco, ben ritrovati voi tutti. Azzurri che domenica in terra bergamasca si giocherà al Comunale di Caravaggio alle 14:30, andranno a caccia del quarto risultato utile consecutivo che potrebbe, in caso di successo, tirar fuori la squadra di Turati dalla zona play-out. Cosa che, se avvenisse, sarebbe per la prima volta in questa stagione, dato che ricordiamo tutti la partenza del Siracusa ad handicap che l'aveva visto perdere la maggior parte delle primissime partite che aveva disputato. L'Atalanta del 23, ecco, una squadra che in campionato non vince dall'1 novembre, l'ultima vittoria con il Cerignola 2-1 che aveva fatto seguito a quello che citavi tu col Picerno della domenica precedente. Deve ancora recuperare una partita, è vero, quella con la Casertana, ma rappresenta comunque un ostacolo da non sottovalutare, sia perché gioca tra le mura amiche, dove comunque ha ottenuto i risultati migliori, ma soprattutto per le sue caratteristiche tecniche, visto che comunque si tratta di una squadra che riesce a far male agli avversari, soprattutto con Vavassori, autore fin qui in campionato di 8 marcature, ma anche con delle ripartenze spesso letali. Abbiamo visto proprio che questo elemento, ecco, visto il Siracusa soffrire in più occasioni, dato che la squadra retusea in più di una circostanza ha patito questa situazione, soffrendo appunto la velocità della formazione bergamasca, soprattutto nelle azioni di rimessa. I nerazzurri sono allenati, lo ricordiamo, da Salvatore Bocchetti, in settimana hanno perso anche la gara valida per la Coppa Italia, sì, 5-1 con la Pro Vercelli, ma naturalmente Marco domenica sarà tutta un'altra storia, perché un risultato negativo per i bergamaschi significherebbe appunto essere risucchiati nella cosiddetta zona calda della classifica, quella che del resto il Siracusa stesso vuole a tutti i costi abbandonare il prima possibile, anche sulla falsariga delle ultime prestazioni che comunque sono state abbastanza convincenti. Andiamo a fare un po' il punto, Marco, di quella che può essere la probabile formazione schierata da Turati. Sì, l'11 che proporrà la formazione retusea con il consueto 4-2-3-1 di Marco Turati verrà come sempre Faroni tra i pali, Puzzone che sul settore di destra della difesa dovrebbe essere preferito a Zanini, il quale non è ancora al 100% dopo il risentimento afflessore che aveva accusato la settimana scorsa. Abbiamo Pocciardi e Bonacchi con Cancellieri a completare il quadro del reparto arretrato, Candiano e Limonelli in mezzo dietro a Parigini che al momento sembra in leggero vantaggio su Guadagni, Gudelevicius in alternativa al suo posto, si potrebbe anche puntare su Ba, Valente a sinistra, il quale nei giorni scorsi aveva accusato un attacco influenzale ma che sembra aver ormai abbondantemente superato, e in attacco infine l'unico vero terminale offensivo sarà come sempre Juan Molina, che è appunto l'unico, come hai detto tu, l'unico terminale offensivo in questo momento del Siracusa. Grazie Marco, come sempre, un saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie a Marco Petrolito. Allora io torno da Anna per avere ancora una sfilza di messaggi e poi da Ermanno ancora per l'angolo tattico. Ancora altro messaggio da Vincent che continua a scriverci: avete notato che anche Casasola si abbassa visto che Allegretto non giocava da molto? Ciò può aiutare per restare solidi dietro? E ancora Benny, buongiorno a tutti, forza Catania, anche senza Cicerelli ce la possiamo fare, dedicate un gol per Cicerelli, forza ragazzi. Mario invece ci domanda: secondo voi domani giocherà Allegretto o Quain in difesa? Allora, questa rispondo io, abbi un attimo di pazienza, fra 6-7 minuti, insomma, vi daremo la probabile del Catania con il Picerno. Casasola, dice il nostro telespettatore, dà una mano perché chiaramente da esterno, da quarto di destra, può dare una mano lì anche ad Allegretto in difesa?
Sì, questo è quello che è successo, Deve. diciamo, esattamente. Deve. Esattamente, è quello che sta e che può fare Casasola in questo contesto e per la sua posizione. Andiamo invece a chiudere l'angolo tattico, Ermanno, con Picerno e Catania, due momenti diversi. Analizzeremo fra poco proprio i movimenti di Casasola, guarda un po' che combinazione, e poi invece prima la fase di pressione del Picerno. Sì, diciamo che parto con un incipit, no? Quando si parla di pressione, adesso anche alcuni allenatori come Guardiola, De Zerbi hanno cambiato un po' l'assetto, perché ormai anche quando giochi con le piccole squadre, con squadre che latitano nei basifondi, comunque ti vengono a prendere alti, ti danno fastidio, non ti fanno giocare. Qui vediamo proprio una situazione del genere dove pareggiano quello che è la situazione di 3 contro 3, recuperano palla e fanno una transizione veloce. Altra situazione dove il Monopoli cerca di giocare, cerca di costruire da dietro, però trova gli spazi chiusi, perché ormai si va quasi sempre ad attaccare alto l'avversario, attaccarlo uomo contro uomo, a non lasciare liberi delle giocate e dei giocatori, e qui poi c'è uno sviluppo che porta Cardoni, se non mi sbaglio, al tiro. Però la pressione, se non viene fatta bene, può essere in qualche modo letale. Qui vediamo contro la Cavese dove escono completamente, spezzano le linee, perché ovviamente quando vai al riferimento ti devi adeguare al posizionamento dell'avversario. Lo fanno male in questo caso, questa sfilata non la riescono a leggere bene, e ovviamente se vai a prendere la squadra avversaria così alta, liberi inevitabilmente il tuo spazio di profondità, quindi liberi quello che potrebbe essere tutto ciò che c'hai alle spalle dell'ultimo difensore della linea. Quindi la pressione è comunque qualcosa che abbiamo visto per esempio a Casarano, abbiamo visto contro la Casertana, abbiamo visto anche in alcuni momenti addirittura fare anche a Latina. Questo ovviamente deve preparare il Catania. Il Catania diciamo che non è che costruisce dal basso come facciamo le squadre di De Zerbi, però deve in qualche modo sapere che quando lo fa si troverà sempre il Picerno alle calcagne molto alti a riferimento, a giocare uomo contro uomo, e dall'altra parte però la medaglia si gira e ci saranno spazi per attaccare la profondità, e il Catania ha giocatori come D'Ausilio, come Lunetta, come Stoppa, che sanno attaccare gli ultimi 40 metri. Carlo, il nostro telespettatore di prima, sono curiosi di vedere l'ultima clip che è legata invece ai movimenti di Casasola, ne parlavamo poco fa, Carlo, e li inquadriamo un po' anche in questa clip, Ermanno. Sì, diciamo che già l'avevamo vista prima, col movimento che poi ha portato al gol, al cross di Jimenez per Forte, però sicuramente Casasola secondo me intanto è stato il miglior giocatore della partita contro il Latina, per quantità, per come si è speso sia in fase difensiva, l'ha detto prima benissimo il telespettatore, ma anche in fase offensiva. Qui analizziamo più la fase offensiva, vedi, recupera palla, si butta nello spazio e fa 65 metri praticamente in 5-6 secondi come un 100metrista, si inserisce, si butta dentro, gli libera lo spazio a Forte, che riesce a staccarsi ancora di più dalla marcatura, e questo gli permette poi di trovare il gol. Ma questa è la clip decisiva. Siamo all'85-55. Mi voglio soffermare sul discorso del tempo, perché lui fa uno scatto dopo aver corso per 86 minuti avanti e indietro, fa uno scatto e taglia completamente la difesa. Poi è anche lucido nell'entrare dentro l'area e comprendere che c'è Caturano, e il mister l'ha detto benissimo prima, stanno cercando i compagni di fargli fare gol, di farlo sbloccare, lo cerca, non lo trova, però vedi, quella corsa in 6 secondi ha coperto 65 metri di campo all'86esimo, cioè da un giocatore del genere che comunque già ha superato anche l'età giovanile del tutto, però è un giocatore che sta dando tantissimo anzi, al Catania. con la maturità mi sembra addirittura migliorato rispetto a quando lo vedevamo da ragazzo sotto certi con la Salernitana, sì, secondo me sì. Il primo movimento stavo attento proprio, lui è bravo perché vede che è forte, è fuori linea, cerca il fuorilinea della difesa, quindi lui va in profondità per liberargli quel metro di spazio che poi ha consentito a Forte di calciare in maniera sontuosa sul palo opposto, e qua è bravissimo anche ad attaccare la profondità, e vede con la coda dell'occhio la presenza di Caturano dentro area e lo cerca, quindi Casasola ha fatto una grande partita, sta bene fisicamente, è uno dei leader tecnici della squadra, lo sta dimostrando con i fatti. Ci fermiamo fra poco, l'ultima parte della nostra preview con le probabili formazioni di domani, uno spazio riservato all'Orizzonte e alla Meta Catania. Fra poco.
Eccoci qua di nuovo in studio, io vado subito da Anna perché vogliamo il pronostico, come sempre, da parte dell'intelligenza artificiale e anche i precedenti. I risultati precedenti Picerno-Catania sono nel 2025 un pareggio 1-1, nel 2024 1-0 e nel 2021 0-1. E sempre nel 2024 una nevicata pazzesca che portò alla partita rinviata, poi giocata appunto il 6 febbraio. Pronostico intelligenza artificiale è 1-2 con gol di Donnarumma, Forte e Maiorino. Oh, questo è il pronostico da parte dell'intelligenza. L'ha preso la volta scorsa, io non me lo ricordo più. L'ha preso. Vicino, è stato 2-0 del Catania contro la Latina e soprattutto aveva indovinato il gol di Forte. Di Forte, Sì, l'altro sì. era Casasò. No, Corbari. Che però in effetti è vero. L'occasione ce l'ha avuta. L'occasione ce l'ha avuta. A proposito di occasione, un'occasione importante per l'Orizzonte Catania in Champions, stiamo parlando di pallanuoto femminile, perché domani alle 17 annesima arriva il Terrassa e fino ad ora la squadra etnea ha un solo punto in classifica. Abbiamo chiesto il momento a Giulia Viacava, che è capitano insieme con Bronti Halligan della squadra. Sentiamo. Domani disputeremo la nostra terza partita in Champions League contro il Terrassa, una squadra spagnola. Abbiamo sicuramente un unico risultato da portare a casa, cioè la vittoria, perché le altre due partite, una abbiamo perso, la seconda abbiamo guadagnato solo un punto ai rigori. Quindi sarà importante partire concentrate, determinate e pensare più a noi stesse che ai nostri avversari. Sicuramente sarà importante il vostro supporto. Ci aspetteremo una piscina piena, anzi vi invitiamo a venire a Anesima alle 5 per supportarci. Noi faremo il nostro meglio e speriamo di farvi divertire. Bello l'appello ai tifosi, ricordiamo che a Catania ci sono tante squadre importanti che sono, fra parentesi, importanti da sempre come l'Orizzonte, con tutti i successi che ha avuto. Un'altra è la Meta Catania, che invece nel calcio a 5 è in testa alla classifica e stasera alle 20:30 va a Napoli contro un'avversaria che è stata l'avversaria diretta delle ultime due finali scudetto, fra parentesi, per cui è un vero e proprio big match che ci presenta l'allenatore Quarra. Sono partite speciali contro Napoli, ma credo che alla fine ogni partita sono 3 punti e noi lo che vogliamo è vincere per continuare lo più alto della classifica e quello è il nostro obiettivo. Sappiamo che contro Napoli sempre è una partita difficilissima e quindi dobbiamo essere al nostro massimo. Bueno, abbiamo avuto questa pausa e soprattutto abbiamo avuto un po' di tempo per lavorare con tutti i giocatori, con la rosa al completo. Quindi la prima parte di questa pausa abbiamo provato a recuperare perché già eravamo da 2 mesi con tantissimi impegni. In questa ultima parte già siamo un po' focati nella partita di Napoli, ma sempre con l'intenzione di migliorare ogni giorno, ogni settimana per continuare la nostra crescita. Spero una partita bellissima con un Napoli forte e con una meta che spero che può dominare la partita. 19 punti per la Meta Catania con una partita in meno rispetto ai 17 di Napoli. Oggi big match, lo ricordiamo, nel massimo campionato di futsal. Le probabili formazioni partendo dal Picerno. Abbiamo sentito, torniamo al calcio ovviamente, pochi cambi rispetto anzi nessuno in questo caso, rispetto alla partita con il Monopoli, in teoria per Bertotto, che dovrebbe riproporre questo 4-2-3-1 con Bianchi e Gibrille lì in mezzo al campo. Ne abbiamo parlato un po', ma sono due giocatori certamente da tenere d'occhio, così come Cardoni lì a destra, gli altri ancora più conosciuti come Maiorino ed Esposito. Di Abreu abbiamo parlato tantissimo. Andiamo a vedere invece la probabile del Catania, che non dovrebbe discostarsi da quella che abbiamo visto nella partita con il Latina subito dopo l'infortunio di Cicerelli. Andiamo a vedere appunto la probabile del Catania con la squadra che vediamo qui rappresentata. Dovrebbe esserci ancora Allegretto lì a destra in difesa, Corbari a centrocampo e Jimenez insieme a Lunetta alle spalle del confermato Forte, con Quaini che però rappresenta
un'alternativa molto importante sia in mezzo che in difesa, per cui chiaramente ha un giocatore recuperato almeno toscano insieme alle tante assenze. L'arbitro della sfida di domani per chiudere le grafiche di L'Aquila si chiama Pezzopane, diventano importanti in questo caso ovviamente soprattutto per quello che è successo nelle ultime partite del Catania. Gli assistenti sono Miccoli di Lanciano e Carella dell'Aquila ancora, e poi il quarto ufficiale è l'operatore FVS. Bene, io vado a salutarvi. Grazie Carlo, come Grazie sempre. a te, Marco. Ci ritroviamo alle prossime, chiaramente, della nostra Telecolor. Grazie Carlo. Grazie a te Marco, buon pomeriggio. Grazie a tutti. Ermanno, alla prossima anche a te. Alla prossima Marco. E grazie Anna che ci dirà quando è la prossima, che è importante. Infatti, perché noi prossima settimana non ci vedremo in quanto il Catania gioca, quindi ci vedremo venerdì 12 dicembre. Bravissimi, ecco, ho ricordato anche la data perché a me era ovviamente sfuggita, io invece vi ricordo, ciao Anna, grazie ancora a te, io vi ricordo invece l'appuntamento domani a partire dalle 14 su Telecolor con diretta stadio, i collegamenti con Angelo Patanè dallo stadio di Picerno e poi ovviamente la lunga diretta fino alle interviste con i protagonisti, poi ovviamente si ritornerà lunedì con anteprima corner e la differita della partita. Grazie per averci seguito e ancora un buon pomeriggio.